Aspettiamo. Dure azioni nei confronti dei componenti delle baby gang che negli ultimi mesi hanno seminato il terrore tra centro storico e terraferma, 8 arresti, 19 indagati. Giovani e giovanissimi, troppo spregiudicati e senza scrupoli per la loro età, il questore Mascio Pinto si appella alle famiglie e a chi sta accanto a loro. Incidente mortale lungo l'autostrada A4, un 59enne di Grado finito con la sua auto sotto un tir dopo lo svincolo di San Stino, per lui non c'è stato nulla da fare. Continua il maltempo che da settimane permane nel veneziano, ieri sera ha colpito la provincia un'ondata di nubifragi particolarmente violenta annuale. Confermato l'ergastolo per Stefano Perale, il professore che nel 2017 invitò a cena la coppia di fidanzati per poi ucciderli brutalmente. Conto alla rovescia a Santa Maria di Sala, dove domani pomeriggio passerà il Giro d'Italia che poi si dirigerà verso Treviso. Lotta al fumo nell'area esterna dell'ospedale dell'Angelo, record di sanzioni, multati anche medici e infermieri. Buonasera, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Dure azioni dunque nei confronti dei componenti delle baby gang che negli ultimi mesi hanno seminato il terrore tra centro storico e terraferma, 8 arresti, 19 indagati, ma le indagini stanno continuando. 7 arresti, 3 maggiorenni, 4 minorenni, tutti maschi dai 14 ai 18 anni. Sono stati eseguiti dalla squadra mobile della polizia nei confronti dei componenti delle baby gang che negli ultimi mesi hanno seminato il panico tra il centro storico e la terraferma. Sono tutti italiani, qualcuno originario dell'est, prevalentemente veneziani e trevigiani, con un comune denominatore. Una giovanissima età, la spregiudicatezza e la gravità dei reati hanno ascritti. C'è grande amarezza per queste misure restrittive che vanno a toccare soggetti giovani e giovanissimi che sono destinatari di provvedimenti significativi e importanti. In carcere c'è anche un minorenne ed è un segnale estremamente significativo l'azione incisiva della procura dei minori e la gravità dei fatti attribuiti a questo soggetto minorenne, che ha superato anche quelle garanzie di cui godono i soggetti minorenni, proprio per la gravità degli episodi in contestazione e della certezza degli elementi a suo carico. Eseguite anche 12 perquisizioni domiciliari. In una delle 12 perquisizioni delegate dalle autorità giudiziarie abbiamo trovato a carne di un soggetto minorenne dello stupefacente marijuana, hashish, un contenno, materiale per il confezionamento della sostanza, bustine e bilancino, un passamontagna. Una persona di concerto con l'autorità giudiziaria minorile è stata arrestata nella flagranza del reato e sottoposta agli arresti domiciliari. 3 i gruppi identificati. Il primo, in cui un 19enne moglianese e un 16enne mestrino sono stati portati in carcere perché responsabili di almeno 2 rapine avvenute a gennaio a Sant'Aponale e San Basilio. Furono aggrediti gruppetti di ragazzi anche con un tirapugni. Al 19enne è contestata una terza rapina al Lido, dove con altri complici avrebbe minacciato un ragazzino sottraendogli 20 euro. Il secondo gruppo ha agito a Mestre tra Piazzale Cialdini, Madonna Pellegrina e Piazza Barche. In carcere un 18enne mestrino accusato di furto, danneggiamento e tentata estorsione e raggiunto poche settimane fa da un provvedimento di sorveglianza speciale. Furti e danneggiamenti, molti nei garage di case private, uno al liceo Guggenheim, uffici Veritas e all'ANAS, dove sono stati rubati 3 veicoli. Terzo gruppo, un 18enne è finito ai domiciliari, 3 minori in comunità. Sono responsabili di una tentata rapina avvenuta a febbraio ai danni di un bengalese picchiato violentemente, anche con un ombrello. Ci sono 19 indagati. Stiamo lavorando, a questo proposito sono state eseguite oggi anche una dozzina di perquisizioni, stiamo lavorando per accertare la responsabilità degli altri soggetti indagati. Lo abbiamo sentito dunque, giovani e giovanissimi, spregiudicati e senza scrupoli, impressiona vista la loro età. Il questore di Venezia si appella anche per questo alle famiglie.
Nel complimentarsi con la squadra mobile per il risultato dell'operazione, il questore di Venezia non può non sottolineare l'aspetto sociale del fenomeno baby gang, che negli ultimi 3 anni è aumentato. Fa emergere anche il risultato che c'è tanto lavoro di sociale da fare, perché tanti giovanissimi che già si avviano a un percorso criminale fa riflettere, per cui è importante che scatti un'azione generale di tutte quelle competenze che vadano ad approfondire, esaminare i contesti familiari, delle scuole e sociali dove questi giovani operano e vivono il loro quotidiano, che non deve essere assolutamente sottovalutato, perché questo territorio sicuramente per la sua storia merita attenzione, ma merita anche un vivere sociale sereno. Fondamentale il ruolo delle famiglie, secondo il questore, ma non solo. Un appello alle famiglie, ma soprattutto io dico un appello a coloro che sono vicini a queste famiglie, perché ai vicini a queste famiglie un po' l'obbligo di dare una mano, di sollecitare, stimolare una maggiore attenzione nei confronti di ragazzi, perché io credo che la prevenzione significa anche aiutare tanti giovani a non intraprendere percorsi criminali, ma a dare loro un'opportunità. E a proposito di giovani, rubava video mentre le persone facevano la doccia in un campeggio in provincia di Venezia. L'autore è un minorenne, è stato individuato dalla polizia postale. A segnalare il fatto era stata una coppia in vacanza che ha fatto scattare l'indagine e che ha portato a segnalare il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Venezia. L'indagine ha permesso di prelevare lo smartphone usato per le riprese e attraverso l'esame dello stesso a stabilire che la condotta illecita non era occasionale ma sistematica, individuando poi le molte persone vittime della violazione della privacy. Inoltre i video venivano messi in circolazione tra un gruppo di amici e anche questo naturalmente ha aggravato la posizione del ragazzino. Ergastolo confermato per Stefano Perale, il docente di inglese 50enne di Mestre che il 17 giugno di 2 anni fa uccise i fidanzati Biagio Bonomo, 32 anni, e Anastasia Shakurova, 30, che aspettava un bambino nel suo appartamento a Chirignago. Così ha deciso la Corte d'Assise d'Appello questo pomeriggio in aula bunker a Mestre, dopo un paio d'ore di Camera di Consiglio. Le accuse a suo carico sono di duplice omicidio volontario aggravato, violenza sessuale, vilipendio di cadavere e procurato aborto. Il sostituto procuratore generale Salvo, nel corso della requisitoria, ha chiesto la conferma della sentenza di condanna pronunciata dal GUP Roberta Marchiori a fine luglio 2018, evidenziando la capacità di intendere e di volere dell'imputato, oltre che l'aggravante della premeditazione. Le parti civili, con gli avvocati Monica Marchi, Michele Maturi e Raffaele Costanzo, hanno ribadito la conferma della sentenza. Invano la difesa ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello il rinnovamento della perizia psichiatrica sull'imputato in primo grado dichiarato capace di intendere e di volere al momento del fatto. Continua il maltempo che da settimane permane nel veneziano e non solo, un po' in tutto il Veneto. Ieri sera ha colpito la provincia un'ondata di nubifragi che è risultata particolarmente violenta soprattutto nella zona di Noale. Diluvio, nubifragio, bomba d'acqua, ma sull'ondata di temporali che hanno colpito il veneziano, più che le definizioni fanno impressione i dati ufficiali diffusi dall'ARPAV. A Portogruaro, ad esempio, in 3 ore sono caduti 82 mm di pioggia. Più in generale si registra una media che va dai 50 ai 75 mm, con la punta di oltre 100 a Lison. Livello dei fiumi altissimo, questo è il Dese a Martellago, ma soprattutto tanta acqua dal cielo. A Scorzè, Santa Maria di Sala e soprattutto a Noale, con allagamenti un po' ovunque, tanto che il comune aveva invitato i cittadini a rimanere in casa, mentre un esercito di vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e tecnici del Consorzio Acque Risorgive lavorava incessantemente. Particolarmente colpita la frazione di Moniego. Ho avuto problemi con la strada dove faccio la mia casa che si è allagata. E si è allagato tutto, giù il garage, bagno, dal bidet e dal watt proprio sgorgava e dalla doccia. Ho visto delle abitazioni sinceramente con garaggi allagati fino a 2,5 metri. Situazioni che si sono verificate ad esempio nei garage delle case di Via Cerva, una delle più colpite da quella che stava assumendo le caratteristiche di un'alluvione.
Ho dovuto fare il giro di qua, contromano, con la pesante e suonando, che tornassero indietro quelli che venivano con loro, perché spesso c'è la macchina bloccata qua. L'acqua alta. Acqua alta che ha sommerso i garage sotterranei, automobili comprese. Il garage è sotto 2,5 metri d'acqua, sono entrate e quindi le macchine sono, a mio avviso, da buttare, perlomeno, non lo so. Perlomeno l'automobile di sua figlia ha detto che era nuovo. Di mia figlia, 3 mesi di vita, e qua la stanno caricando, la stanno portando via. Poco più avanti un'altra casa dove si continua a lavorare, se non altro per fare un po' d'ordine e di pulizia, ma i danni sono ingenti e la nottata appena trascorsa è stata da incubo. L'acqua era più di 1,60 m. Dentro casa c'erano i frighi, c'erano le lavatrici, c'è tutto che galleggiava. Soprattutto per il garage è tutto distrutto. E dispiace perché sono tutti ricordi, sono tutte robe di mio padre, roba... A cui teneva molto. Sì. E l'ondata di maltempo annuale ha fermato per un giorno anche la campagna elettorale in corso. In comune si lavora per la dichiarazione dello stato di calamità. Ci sono state abitazioni che risentiranno di questo passaggio dell'acqua, tant'è che adesso ci stiamo attivando anche per la dichiarazione dello stato di calamità, in modo che chi ha avuto magari anche più danni possa almeno accedere a una possibilità di aiuto. Dichiarazione di stato di calamità. Dopo gli allagamenti dovuti al violentissimo nubifragio delle ultime ore, Noale sta tornando lentamente alla normalità, ma le ferite lasciate dal maltempo sono in alcuni casi serie. Ci troviamo di fronte a degli eventi che sembrano quasi ormai monsoni, quindi se anche ci sono stati d'allerta sono per forti temporali, ma non sicuramente per una bomba d'acqua come è capitato ieri. Noi come amministrazione avevamo varato il piano delle acque proprio per avere un monitoraggio completo del nostro territorio e degli interventi da effettuare. Sono stati fatti interventi proprio di scavo sui nostri fossi insieme al Consorzio Acque Risorgive, un intervento importante a confine con Scorzè, potenziamento di pompe in via Ongari e via dei Tigli, è stata fatta una pulizia anche del fossato limitrofo alla nostra oasi che creava problemi di non deflusso delle acque sempre in via Ongari, una delle tradizionali che sono andate sott'acqua, e anche in questa circostanza nonostante gli interventi ci sono stati problemi di acqua, quindi sì, molti interventi, non bisogna mai abbassare la guardia. Noale è anche un comune al voto, le due candidate al ballottaggio del 9 giugno sono l'attuale sindaco Patrizia Andreotti e Michela Barin. Oggi, davanti all'emergenza, la campagna elettorale si è fermata, almeno per qualche ora. Io non voglio fare polemica su questo evento né strumentalizzare questa veramente tragedia che si è verificata a Noale. Tantissime famiglie hanno le case allagate. Io sono convinta però che bisogna tirare fuori dal cassetto il piano delle acque. È da troppo tempo che deve essere fatto qualcosa, lo sanno tutti che è un problema importantissimo per Noale. Adesso sono qui in questo momento a Moniego perché ci sono delle difficoltà evidenti alle caditoie, ai pozzetti, veramente alla manutenzione ordinaria che deve essere fatta costantemente. Questo è il problema principale da risolvere. E il presidente del Veneto Luca Zaia ha decretato lo stato di emergenza per le zone colpite dal maltempo di queste ore. Zaia, che ai nostri microfoni ha parlato oggi anche di Pedemontana e del primo taglio del nastro in programma lunedì prossimo. 3 giugno al Casello di Tiene, alle 11:45 apriamo. Data e ora sono finalmente nero su bianco. I primi 6 chilometri della nuova superstrada pedemontana dalla Valdastico a Breganze saranno percorribili dal lunedì pomeriggio. Per il taglio del nastro si è volutamente atteso il dopo elezioni, ma non sarà, annuncia Zaia, un'inaugurazione in pompa magna. L'inaugurazione è sobria perché si inaugura e via veloce, anche perché abbiamo atteso da molto, sono la prima decina di chilometri, ma sono importanti perché poi sarà l'innesto sulla Valdastico. Dall'altro è già confermato il vice premier Salvini alle 11:45, immagino che arriveranno anche altre autorità e tutti sono ben accetti. Non sarà una festa, ma sarà semplicemente un'inaugurazione sobria, come si conviene per un'infrastruttura come questa. Che piaccia oppure no, è la principale infrastruttura in costruzione in Italia in questo momento e l'inaugurazione del primo tratto è, per il territorio, dove di Pedemontana si parla dal 1990, una data storica. Un'emozione perché stiamo davanti alla più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, sono 94 km e mezzo, stiamo parlando di 2 miliardi
258 milioni di euro di opere per le quali fra l'altro il 60% già realizzate, e stiamo parlando di un'infrastruttura decisa a maggioranza, anzi all'unanimità di tutti i sindaci del territorio. Le ricordo solo che in questi 94 km e mezzo avremo 17 caselli. Dopo la pedemontana cosa vorrebbe? L'altra cosa che vogliamo è l'autonomia che non è fisica, non è di calcestruzzo, non è di asfalto, ma è ancora più importante perché cambia la vita al Veneto. Quindi lunedì sarà occasione per ribadirlo al Vice Premier? Beh, le dirò che il Vice Premier è già sul pezzo, lo sa già e ha visto e l'ho anche percepito con il voto del Veneto, che è stato un voto a favore dell'autonomia. Nel frattempo il governatore si occupa anche dell'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto. Zaia ha decretato in queste ore lo stato di emergenza. Ai cittadini che hanno avuto danni con lo stato di emergenza dico che verranno raccolti questi danni e la contabilità dei danni da parte dei comuni, dopodiché faremo un pacchetto per chiedere ovviamente accesso ai fondi nazionali. Ci fermiamo ora per qualche istante, ritorniamo tra pochissimo. Ben ritrovati di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Incidente mortale nel pomeriggio lungo l'autostrada A4 in località San Stino di Livenza, dove un'auto è finita sotto il pianale di un camion. Chiuso il tratto San Stino di Livenza Portogruaro in direzione Trieste. Il conducente della vettura, un 59enne di grado, è deceduto. Sul posto la polizia stradale di San Donà di Piave per i rilievi, il personale di Autovie Venete, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Il punto in cui è accaduto il sinistro, ricorda Autovie, non è per ora soggetto ai lavori per la terza corsia. Cresce, cambiamo decisamente tema, a Santa Maria di Sala l'attesa per il Giro d'Italia che domani la vedrà sede del traguardo di tappa, un evento sportivo, quello della corsa in rosa, che richiamerà migliaia di appassionati e semplici curiosi in città e moltissime persone assiepate lungo il percorso di gara nel Miranese. Sarà una tappa per velocisti in discesa e gli ultimi 10 km saranno piatti con alcune curve ad angolo retto. La 18ª tappa, che prenderà il via da Val d'Aora a Bolzano, transiterà infatti anche nel territorio comunale di Scorzè e di Noale. Tante multe per far rispettare il divieto di fumo nell'area intorno all'ospedale di Mestre. Il dato è stato reso noto in occasione della giornata mondiale senza tabacco. Qui all'ospedale dell'Angelo di Mestre è uno degli ospedali che ha dato più sanzioni, siamo già arrivati a una cinquantina di multe date alle persone che fumavano, sanitari e anche persone del pubblico. In ospedale e nella sua area non si fuma, lo dice una legge che l'Ulstre Serenissima ha preso sul serio, assumendo una sfida difficile, visto che il fumo è una dipendenza che possono avere degenti, familiari in visita e anche medici e infermieri. Ed è una questione che è stata scelta anche come tema per l'evento organizzato all'ospedale dell'Angelo in occasione della giornata mondiale senza tabacco. Chiuso non fuma più nessuno, il divieto di fumare per esempio nei ristoranti è stato un clamoroso successo in Italia, la famosa legge Circa del 2003. Invece siamo ancora in una situazione di difficile applicazione nei spazi aperti. Fumare all'aperto si pensa che non faccia male a nessuno, invece può far male, soprattutto in un contesto ospedaliero, e si può anche imparare a non fumare vicino agli altri. All'ingresso dell'ospedale poi era possibile misurare gratuitamente i propri livelli di fumatore e ricevere suggerimenti sui percorsi offerti dall'azienda sanitaria per smettere di fumare. Alla giornata hanno partecipato anche gli alunni della scuola media di Quarto d'Altino, che hanno presentato le proprie ricerche sul fumo, dati, motivazioni, rischi e vie di uscita. Abbiamo sicuramente bisogno dei giovani, in particolare appunto degli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori, affinché si possa, come dire, far passare un messaggio importante, quale quello appunto di smettere di fumare. Non è facile, ci stiamo provando da tanto tempo con iniziative, con varie modalità, incontri eccetera, però dobbiamo fare ancora molto e quest'anno abbiamo voluto proprio coinvolgere i giovani delle scuole. È un'iniziativa molto importante soprattutto perché mette in contatto le giovani generazioni con un mondo al quale non sono spesso abituati, li mette in contatto da protagonisti, facendo anche loro comprendere che magari tra 30 anni saranno loro dall'altra parte del tavolo e quindi è importante che assumano la consapevolezza e possano diventare dei testimoni per se stessi e anche per gli altri di uno stile di vita più sano.
Era l'ultimo servizio, andiamo a vedere insieme prima di salutarci la nostra programmazione. Dopo i telegiornali come sempre c'è 20:10, in studio Paolo Quaggetto, avvocato ed esperto di questioni bancarie. È tutto dunque, il telegiornale di Antena 3 Venezia termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Il maltempo che sta causando allagamenti e disagi in molte zone ha le ore contate. Giovedì 30 maggio infatti sarà una giornata con più sole. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà a tratti coperto al mattino con qualche ultimo rovescio sul Bellunese. Ampio soleggiamento ovunque invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti invece tra 19 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo residue piogge nella prima parte della giornata, ma in esaurimento entro le ore pomeridiane, quando invece sarà ampiamente soleggiato ovunque. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese tra 18 e 21 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tempo asciutto e stabile quasi ovunque, salvo per qualche isolato piovasco al mattino sui settori di confine. Il cielo sarà invece poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime comprese invece tra 23 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.